Siamo all'Abbazia di Praglia, nel cuore dei Colli Euganei, qui siamo nella zona di Teolo, si sta svolgendo la sesta edizione della DOCG Wine Experience, uno degli appuntamenti più importanti di AIS Veneto, e qui con noi oggi abbiamo il presidente Marco Aldegheri, poi abbiamo Renzo Zorzi, il presidente del Friuli Venezia Giulia, poi abbiamo Fiorenzo Detti che è il presidente della Regione Lombardia e Renato Paglia, consigliere nazionale. Quindi abbiamo un po' di DOCG qui rappresentate oggi e poi una giornata davvero splendida, vero Marco? Diciamo che il tempo ci ha graziato, organizzare un evento è sempre complicato, ma se il tempo aiuta questo fa sicuramente la differenza. Gli spazi si prestano molto bene, quindi avere una giornata di questo tipo ci ha aiutato molto. Le persone che stanno girando le vediamo, sono qui attorno a noi, insomma ormai siamo nel tardo pomeriggio, però la gente sta ancora entrando, per cui siamo molto soddisfatti. Sì, la gente sta ancora arrivando, è vero, perché ci sono tanti appuntamenti importanti, laboratori, degustazioni. Com'è andata Renzo oggi? Insomma, abbiamo anche visitato l'abbazia, vero? Questo è stato un bel percorso. Sì, è stato un percorso bellissimo che comunque si integra molto bene con questa manifestazione davvero di grande successo. E quindi complimenti a AIS Veneto, complimenti alla delegazione di Padova. D'altra parte sono abituati a fare questo tipo di eventi e quindi grandissimo successo di pubblico, vedo la gente entusiasta, felice per questa manifestazione. Ecco, poi qua proprio alle nostre spalle abbiamo la Lombardia, mi sembra, abbiamo qualche bollicina che proviene proprio dalla tua regione, vero Fiorenzo Dietti? Quindi come ti è sembrata questa giornata? Per me è la prima volta che vengo a questa bellissima manifestazione, quindi voglio ringraziare dell'invito gli amici di AIS Veneto e devo dire che in un posto così bello e ottimale, anche con una giornata bellissima come questa di sole che abbiamo avuto, avere così tante aziende, vedere così tante aziende che sono arrivate da tutta Italia e anche la mia Lombardia mi ha fatto un estremo piacere. Beh certo, poi è stata davvero una galleria nazionale quella di oggi, perché è rappresentata tutta l'Italia del vino, tutta l'eccellenza dell'Italia del vino, quindi una battuta dal consigliere nazionale Renato Paglia. Prima di tutto complimenti, grazie per l'invito a Marco e complimenti tutti all'AIS Veneto, alla delegazione di Padova per l'organizzazione di questo evento che penso sia da parecchio tempo che stanno lavorando per riuscire a portare tutti questi produttori a tutta Italia, a tutte le DOCG di tutta Italia. In contemporanea abbiamo anche avuto, come dicevi prima, l'occasione di visitare questa splendida location che veramente ha lasciato a bocca aperta e poi c'è un'affluenza di pubblico impressionante. Sì, ecco, quindi Wine Experience non è soltanto vino, ma è cultura e anche un momento di grandissima condivisione, quindi grazie a tutti voi di essere stati qui oggi.